Le ripercussioni del coronavirus ben presto potrebbero farsi sentire anche sull'economia delle imprese padovane che hanno sedi in Cina nelle zone colpite dall'epidemia. Si guarda con apprensione al 9 febbraio, data in cui riapriranno molte aziende dopo la pausa delle festività legate al Capodanno cinese. Una pausa coincisa con l'esplosione del virus nella provincia di Hubei e che al momento ha limitato i danni economici. Ma se per il 9 febbraio non si potrà rientrare al lavoro, gli effetti inizieranno a pesare anche nella nostra regione. La Cina infatti negli ultimi anni ha scalato la classifica dei paesi dove le province di Padova e Treviso esportano ed investono maggiormente. È un mercato estremamente interessante dal punto di vista della progressione. Negli ultimi 10 anni è passato da essere il 16° mercato di destinazione all'11° per le province di Padova e Treviso, e è un mercato anche nel quale abbiamo importanti realtà produttive. Il mercato cinese è fondamentale per centinaia di imprese, per questo Assindustria Veneto Centro invita alla prudenza e soprattutto ad evitare le psicosi. Sono state seguite in maniera abbastanza precisa le indicazioni delle autorità sanitarie e governative cinesi, volte a prevenire e a tutelare la salute dei lavoratori operanti nel paese. Quindi solo misure di prevenzione, ecco, non c'è nessun tipo di allarme o di atteggiamento preoccupato. Attenzione sì, perché la cosa è seria, ma un atteggiamento molto responsabile.